Ciao, oggi ti mostro come preparare la crostata con pasta frolla allo yogurt e crema pasticcera al cioccolato senza uova. In una ciotola verso la farina, lo zucchero di canna, il pizzico di sale, la scorza grattugiata di un'arancia, il cucchiaino di lievito, mescolo. Aggiungo anche l'uovo e lo yogurt. Amalgama il tutto prima con un cucchiaio e poi con le mani fino a formare un panetto liscio ed omogeneo che copro con pellicola trasparente e lascio riposare in frigorifero per mezz'ora. Dopodiché lo divido in una parte più piccola ed in una più grande. Stendo entrambi i panetti tra due fogli di carta forno con l'aiuto di un mattarello, adagio la parte più grande su una teglia per crostate, bucherello la superficie con i rembi di una forchetta, faccio uno strato di marmellata, distribuendola uniformemente. Preparo la crema versando la farina setacciata direttamente in un pentolino con a filo il latte, porto sul fuoco e faccio addensare. Aggiungo poi a fuoco spento il cioccolato e contenendo zuccheri la dolcificherà e la lascio raffreddare. Sul mio canale trovi anche la crema con la versione con le uova, ti lascio il link qui in alto nelle schede, mi raccomando darci un'occhiata. La verso sulla crostata, distribuendola uniformemente. Decoro con la pasta frolla eccedente e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. E buon appetito, vedrai che la sua golosità ti conquisterà. Se la ricetta ti è piaciuta regalami il like, condividila sui social ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. A presto, bacioni!